All'Angelo di Mestre si registra un nuovo decesso. Si tratta di una dottoressa 57enne malata da tempo per pregresse patologie, fa sapere la ULSS di riferimento all'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale. Il medico, anestesista all'ospedale di Portogruaro, non è venuto a mancare per il coronavirus, dice il direttore generale Carlo Bramezza, raggiunto al telefono. Smentisce così categoricamente quanto invece con ANSA sostiene al contrario l'Ordine dei Medici Nazionale, parlando del primo medico in Italia deceduto per il virus, anche se al momento mancano a suffragio i dati ufficiali. Con il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, che nel commentare la notizia del decesso del medico veneziano chiede alle regioni un report dettagliato sulla disponibilità dei dispositivi di protezione e conclude spiegando che è già stato chiesto l'intervento del ministro perché forniscono i dati sul numero di colleghi contagiati in quarantena, in modo da poterli sostituire anche con personale proveniente da altre zone d'Italia.